Benvenuti nel nostro face to face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo calcistico e non solo della nostra bella Sicilia. Oggi ospitiamo un dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ospitiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Attenzione perché questa trasmissione cerca di svelare i lati oscuri dei vari personaggi che ci vengono a trovare. Allora, devo stare molto attento. Molto attento, valutando tra l'altro che tu sei un personaggio legato moltissimo al mondo del calcio, da dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio sei uno dei protagonisti di questo movimento che, diciamolo pure, qui in Sicilia è sempre in continua ascesa. Sì, assolutamente sì, è una stagione, stiamo vivendo una stagione estremamente importante dove la riorganizzazione post-Covid ha dato dei risultati eccellenti con dei numeri importanti ma con una qualità importante. E infatti anche i risultati delle siciliane nelle coppe, Paternò, ecco il Trapani che è in finale, o lo stesso aiutami, Catania, ecco, che ha vinto la Coppa, dico, ci fa comprendere che c'è un movimento florido, un movimento importante che sta cercando di ridare lustro a quello che è il calcio siciliano, e ci stiamo riuscendo piano piano. Tu, da profondo conoscitore del calcio siciliano, prima da allenatore e adesso anche da dirigente, ma cosa butti giù dalla torre e che cosa salvi? Su cosa? Sul calcio stesso. Sul calcio stesso, ma salvo sicuramente l'amore per questo sport da parte del popolo siciliano, perché c'è un grandissimo movimento. Butto giù dalla torre, visto che la tua trasmissione è una trasmissione che deve svelare, ecco, ogni sfaccettatura, butto giù in questo mondo quello che sono i detrattori. Ci sono moltissimi detrattori che remano contro e che cercano di affondare ciò che si viene fatto con tanto sacrificio. In questo mondo la positività è importante contornarsi di persone che siano leali, di persone, e mostrare tu stesso lealtà, perché il detrattore piano piano riesce poi ad arrivare all'obiettivo e tu non glielo devi consentire. Questi li butto giù perché noi siamo una regione importante dove il calcio è una passione infinita e quindi dobbiamo tenere duro e essere sempre positivi. Fabio, quanto la politica moderna tira i fili di questo calcio attuale? La politica non è mai moderna. Perché si rinnova però. Si rinnova, si ricicla, ma diciamo che tutto cambia per non cambiare mai in politica. Ed è determinante. Io penso che, ecco, non c'entra con il mondo dello sport, non prende decisioni per il mondo dello sport, ma indirettamente le prende, perché io avevo un grande personaggio che mi ha seguito e, tra virgolette, mi ha cresciuto anche sotto certi altri aspetti, ecco. E ti dico che mi diceva sempre che una delle forze della politica è che si occupa di te anche quando tu non ti occupi di politica, quindi è proprio quella la forza di certa politica, cioè di occuparsi delle persone che lasciano che le cose vadano come devono andare. Poi non vanno come devono andare, ma vengono ben guidate, è vero. Ecco, ma vanno ben guidate. È vero. I dirigenti delle società calcistiche credo che debbono ancora studiare e far passare la loro passione come qualcosa di più serio, perché ho paura che certe volte la passione supera quelli che sono i dettami che invece dovrebbero dare alle stesse proprie realtà. Ma su questo stiamo lavorando moltissimo, perché prima c'era molta più improvvisazione, adesso anche la Federcalcio sta mettendo in atto tutta una serie di corsi, sta specializzando, sta dando professionalità agli addetti ai lavori. Noi facciamo sempre corsi di aggiornamento come dirigente sportivo, corsi di qualificazione, corsi per allenatore, per figure sportive di ogni genere, perché prima veramente c'era un'improvvisazione assoluta. Adesso invece il dirigente sportivo ha bisogno di sapere quali sono i suoi compiti e a cosa va incontro quando prende la qualifica. Anche perché adesso ci sono le nuove regole che impongono una certa preparazione. Esattamente, quindi insomma noi siamo molto avanti anche come regione
su questo argomento, perché io penso che il dirigente sportivo deve essere consapevole di quello che fa. La passione deve muovere tutto, ma sicuramente devi sapere ciò che fai e quali sono i tuoi diritti, ma soprattutto i tuoi doveri. È giusto, è giusto. Fabio, ma tu da bambino sognavi di diventare il nuovo Baggio, il nuovo Ancelotti, oppure che sa, magari di diventare un dirigente che alza la Coppa dei Campioni? Cosa sognavi da bambino? Ma io da bambino pensavo al calcio un po' come tutti i ragazzini, cioè da calciatore. Poi, insomma, le vicende, insomma, non ero fortissimo, diciamo che avevo molta qualità, poca voglia di correre. E nel calcio che andava diventando sempre più moderno, invece c'era Più atletico. c'era la necessità di avere persone sempre più che corressero sempre di più. Quindi poi piano piano ho spostato le ambizioni su altre asticelle, quindi su altre diciamo, dinamiche. No, e sono contento del percorso che ho fatto, perché molte volte uno deve essere sempre ambizioso, però sono già contento perché ho vissuto e vivo il calcio con grande passione, grande amore. Essere all'interno di questo sistema, anche con qualsiasi ruolo, è sempre una cosa bellissima. Io vivo emozioni fortissime. Quest'anno il presidente Morgana mi ha concesso di far parte della spedizione che è andata al torneo delle regioni con il calcio a 5, e lì ho rivissuto il campo, ho rivissuto le emozioni che ti dà una vittoria. Insomma, è un virus che non ti ha abbandonato no, mai. Assolutamente, infatti ero il primo ultra, molte volte perdevo anche il controllo perché il calcio è questo, se perdi la passione non ha senso. Io diffido di chi si avvicina al mondo del calcio e non festeggia per un gol, diffido, perché vuol dire che è mosso da altre motivazioni, altri obiettivi. altri obiettivi. Fabio, tu hai due figli che giocano a calcio, sì, con grande determinazione, sì. Probabilmente riusciranno, chissà, questo non lo possiamo sapere certamente adesso, ma quali sono i dettami, i suggerimenti che tu stesso dai ai tuoi figli? Ma intanto ti dico che molte volte nel mondo del calcio è un problema avere dei figli che giocano a calcio quando tu fai parte di questo mondo, perché vuoi o non vuoi, devono dimostrare molto di più degli altri. Loro si impegnano, danno il massimo di ciò che possono, ma a loro io dico sempre che la vita reale è un'altra. La vita reale è fatta di tante altre cose, perché la realtà dei numeri dice che soltanto 1 su 30.000 riesce a sfondare, e noi infatti come Federcalcio dobbiamo occuparci degli altri 29.999 che saranno gli Ettore Tortorici, Fabio Capuana, saranno l'insegnante, saranno l'operaio del domani della nostra società, che comunque è aiutata dal mondo del calcio, perché lì impari regole, impari quali sono i punti di riferimento. C'è una società che molte volte è allo sbando, e invece il mondo del calcio ti aiuta a socializzare, ti aiuta anche a costruire, a stare insieme, non per forza bisogna diventare campioni. I miei figli infatti, guarda, io gli dico sempre che il calcio è l'opzione B, C, D, mentre la vita reale è un'altra cosa. Ti faccio un esempio, anche per fare un semplice concorso, al giorno d'oggi se non hai un'idoneità sportiva seria non riesci a farlo. Ai miei tempi non funzionava in questi termini, facevi un piccolo concorso ed entravi. Oggi no, fisicamente devi essere al top, e quindi il calcio ti aiuta a essere dinamico, e poi ce lo dicevano i latini, la mente sana sta in un corpo sano, e quindi lo sport è tutto. Mi sa che mi stai bruciando la domanda che avevo preparato a seguire. L'anticipiamo. Però ti chiedo a questo punto, quanto allora deve soffrire per raggiungere i propri obiettivi un atleta, un uomo? Non deve, sia un uomo che una donna, non deve fermarsi, certo. Non deve fermarsi mai. Nulla avviene per caso, ma forse guarda, nemmeno giocando una schedina o andando a comprare un tagliandino, perché ci devi andare, devi avere il pensiero di andarci, ti devi fermare, ci devi provare, ecco. Quindi della serie nessuno ti regala nulla? Nulla, nella vita nessuno ti regala nulla, niente, quindi io penso che si deve lottare, è una lotta tutti i giorni, gli obiettivi vanno sudati, e tutto è figlio del sacrificio. Tutto è figlio del sacrificio, quindi non bisogna arrendersi mai, bisogna crederci sempre, perché se da un lato è vero che
un ragazzo ogni 30.000 diventa professionista, abbiamo anche assistito a storie magnifiche dove gente che, perché un'altra delle cose che io combatto mentalmente, io sento dire a ragazzini di 16 anni, 17 anni, ormai non ce la faccio più perché cercano quelli di 14 anni, quelli di 13 anni, questo è il male del calcio. Assolutamente. E gli addetti ai lavori che praticano queste abitudini non fanno altro che il male del settore giovanile, perché ci sono ragazzi che sono pronti a 17, a 18, a 19, ma abbiamo anche esempi. Gatti giocava in eccellenza fino a 24-25 anni in Serie D. Dico, oggi è uno dei pilastri della Juventus, quindi c'è sempre speranza. C'è sempre speranza con la determinazione con giusta. Il sacrificio, con il sacrificio. Sì. È vero, è vero. Il tuo sogno nel cassetto, se c'è, è un sogno che sei pronto a boicottare per raggiungere un altro obiettivo? Ma io vivo più alla giornata, diciamo che mi prefiggo degli obiettivi che cerco di raggiungere nel tempo con il lavoro. I sogni li ho fatti da bambino, ormai li chiamo obiettivi, si sono trasformati in obiettivi, però non darei niente in cambio per raggiungere qualcos'altro. Tutto deve venire in maniera spontanea e deve avvenire attraverso il lavoro e l'impegno. Insomma, ci metti del tuo. Ci metto del mio principalmente. Poi le cose vanno come devono andare, non tutti possiamo arrivare a ciò che ci prefissiamo, però dico, sono una persona molto determinata e credo, però ecco, a perdere me stesso, a cambiare la faccia per raggiungere determinati obiettivi è contro la mia natura, perché dico che non ne vale la pena. Probabilmente è la forza giusta per continuare a crescere. Uno dei sogni, ti dico la verità, uno dei sogni che noi molte volte non ci rendiamo conto di quello, è la salute. Quando tu hai la salute di tutti coloro che ti contornano, dei familiari, degli amici, delle persone che sono accanto a te, e che tu vuoi bene, quello già è un sogno che si realizza tutte le mattine, perché non è detto che tutte le mattine noi ci alziamo e che tu e tutti coloro che fanno parte della tua famiglia, del tuo contorno, debbano per forza essere quella mattina come erano ieri. Quindi è già un sogno che si realizza tutte le volte che ci alziamo. Quindi invito tutti a riflettere sulla fortuna che abbiamo. Molte volte la felicità e i sogni si vivono quotidianamente. Che bella la parola, la felicità. La felicità, sì, la felicità è vivere tutti i giorni quello che tu hai, perché molte volte basta una frazione di secondo per cambiare quello che tu hai e poi apprezzi ciò che invece avevi. Invece ce lo dobbiamo godere con grande passione. Noi abbiamo una grande, profonda amicizia che ci lega. Faccio un esempio, io non boicotterei nemmeno per nessuna altra carica o per una vittoria o per qualsiasi altra cosa una stretta di mano con un amico come Ettore, ma non perché sei qua. Sì, ho capito. Ecco, il concetto è questo. Ci sono felicità che ti dà la vita, andare a Messina e incontrare un amico che sai che è disponibile in qualsiasi momento, non vale scambiarlo con determinati pseudo sogni, perché io sono sempre convinto che il sogno sia quello che ti ho detto prima. È vero, è vero. Allora, per chiudere, la solita ennesima domanda che riguarda il tuo passato, nel senso che nella scatola dei ricordi c'è un ricordo che ti porti anche adesso, che sei certamente non giovanissimo. Non giovanissimo assolutamente, questa è un'altra delle cose, l'età che avanza molte volte ti deve far pensare a ciò che hai fatto e con grande felicità se sei riuscito in ciò che credevi. E una delle cose principali è stare con la schiena dritta e essere un uomo, lo dicevamo per un amico poc'anzi, un uomo per bene, perché al giorno d'oggi c'è necessità di uomini per bene e quindi questa è già una grande vittoria. Il ricordo che tiri fuori dalla tua scatola? Il ricordo che tiro fuori dalla mia scatola... Una vittoria, un momento importante con la tua attuale moglie, oppure chissà, con i figli. Ma io penso che uno dei ricordi più importanti è stato, ma forse due. Uno quando vinsi lo spareggio da presidente della Polisportiva Castelbuonese, vinsi lo spareggio contro il Taormina a Barcellona davanti a 4.000 spettatori.
giocatori. Bella soddisfazione, eh? Quello è un momento indelebile della mia vita, e l'altra forse quando il presidente Morgana mi chiamò per darmi il primo incarico in Federcalcio, perché io ci tenevo moltissimo, come ci tengo adesso, perché è un mondo che mi appassiona, io do tutto me stesso in quello che faccio. Questi sono due ricordi importanti della Il mia calcio vita. è dentro sempre. Sì, è dentro sempre, è dentro sempre. Le altre cose, ecco, sono dei beni che vengono prima di ogni altra cosa, però come ricordi calcistici, ecco, questi sono i due momenti che porto sempre nel cassetto come vittoria, che mi portano emozione, ecco. È quella che ti dà la spinta a continuare. Perché è pura, Perché è vera, è vera. pulita, è sincera, non c'è niente dietro. Dice, ma poi vince o perde, arriva a casa e c'è la classica moglie che dice ma chi te lo fa fare? Te lo fa fare quella sana follia di quel pallone che è lì davanti, che ci fa perdere molte volte la testa, ecco, semplicemente questo. Mi è piaciuta la tua insomma, definizione di felicità, la condivido, come condivido anche la parola non mollare mai, perché quella è la parola giusta per essere più forti nella vita, non soltanto nel pallone. No, ma io parlavo di vita in questo infatti. caso, e ti dico anche una cosa, questo mi riferisco a tutti i giovani, ma in primis lo dico a me stesso, c'è sempre una seconda opportunità. Quindi anche quando ti chiudono porte sulle quali tu speravi tanto, Aspettala perché arriverà. arriverà una porta più grande che si apre, perché l'importante è essere positivi ed essere certi di essere stati, sarò monotono, di essere stati persona per bene. Se lo sei, le porte si aprono sempre. Bravo, 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 bravo. Grazie Fabio. Grazie a voi. Anche per le belle parole che hai suggerito al nostro pubblico. Assolutamente, diamocela questa stretta di mano, perché vedi, Ok, ce la siamo che... meritata. Grazie a te, Fabio, grazie a voi. Fabio Capuana, che è stato ospite oggi all'interno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Arrivederci.